I lavoratori a rischio vengono aggrediti giornalmente, adesso anche fisicamente. L'azienda è stata totalmente inesistente e anche per questo credo sia inadeguata per i cittadini e per la tutela dei lavoratori. L'attacco della CGIL alla dirigenza CTV è durissimo, ma oramai la situazione è tale che gli imbarcaderi dei vaporetti devono essere piantonati dai carabinieri. Questa era la situazione al Lido la sera del 2 giugno, dove l'attesa per prendere un battello poteva durare ore. Con 50.000 arrivi, a Venezia si era appena conclusa un'altra giornata dalla densità turistica a livelli pre-Covid, ma il trasporto pubblico, denuncia la CGIL, ancora una volta si è trovata a lavorare sotto organico di 70 unità e con in vigore l'orario invernale ridotto. Da un lato non si aumentano i servizi, dall'altro si provano a esternalizzare corse bis ad Ali Laguna, come se questo potesse bastare a rispondere a quella domanda. Ci sono lavoratori a casa stagionali e questi preferiscono esternalizzare delle corse bis inutili, insufficienti, che non risolvono il problema, invece di assumere le persone e dare un servizio decente. Al quarto sciopero in poco tempo e dopo essere stati ricevuti in Consiglio regionale, i sindacati scriveranno anche al Ministro dei Trasporti e del Lavoro perché affermano oramai mancano le condizioni per garantire il servizio alla città. Oggi hanno sospeso la linea 6, hanno sospeso la linea 7, hanno sospeso le corse scolastiche aggiuntive chieste dal governo e dalla Regione Veneto. Però ha funzionato regolarmente la navetta per il salone nautico. Cioè, per questa dirigenza contano più gli interessi del sindaco che gli interessi dei cittadini.